Oggi ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Io sono Rado Kociancic, conduttore dell'azienda omonima, è un'azienda familiare che nasce più di 100 anni fa, purtroppo per causa dell'industrializzazione della zona, tanto che i nostri terreni erano stati espropriati per la zona industriale. La famiglia, ovvero mio nonno, si è trasferito in Argentina, mentre papà ha fatto il lavoro come commercialista in centro città. Riprendo le redini dell'azienda, fondandola praticamente da nuovo nel 1999, partendo con mezzo ettaro di vigneto e mezzo ettaro di uliveto, fino ad arrivare ad oggi a 6 ettari di vigneto e 3 ettari di uliveto. Tutto quanto viene coltivato biologicamente con principi della biodinamica. La produzione è tutta orientata verso le varietà autoctone, Trunchilla vitosca, la Malvasia istriana, il Refosco e altre varietà piccole e minori di una vigna vecchia che ha più di 100 anni, con alcune varietà non certificate come DNA al mondo. La vitosca è una varietà autoctona che si trova sul Carso triestino e sul Carso sloveno, una varietà che, se guardiamo il DNA, è figlia di una Malvasia bianca lunga e della glera. Una varietà che fino all'altro ieri era usata in un uvaggio con la Malvasia, e non era mai vinificata separato, ovvero come monovitigno. Negli anni 80 però alcuni produttori cominciano a vinificarla come monovitigno e raggiungendo risultati strepitosi, tanto che adesso è conosciuta a livello mondiale. La vitosca nel mio caso è un vitigno che viene raccolto tutto a mano, viene lasciato a macerare per 2 giorni favorendo la fermentazione dei lieviti spontanei, e dopo 2 giorni va a botti di legno grandi o botte in acciaio, dove continua la fermentazione controllando la temperatura e restando sulle proprie fecce, facendo dei batonnage fino alla primavera inoltrata.